Immagina un uomo esiliato, tornato custode della ribellione più feroce della Sicilia. Nobile, scaltro, voltagabbana. Nato intorno al 1245, esiliato da Manfredi, si riscattò al seguito degli Angioini prima e degli Aragonesi poi. Nel 1282, con soli 100 uomini, respinse l'assedio di Messina, diventando capitano del popolo e stratega carismatico della rivolta del Vespro. Diplomatico e feroce, placò Gualtiero di Caltagirone, lo arrestò e lo fece condannare a morte. Ma la sua ascesa fu breve. Sospettato di proteggere Carlo lo Zoppo, fu convocato in Spagna e in viaggio verso casa giustiziato gettato in mare il 2 giugno 1287. Alaimo D'Alentini, eroe o traditore? Scopri la verità della storia. Se ti ha sorpreso, metti like, iscriviti e condividi per risvegliare altre storie nascoste.